Si è appena conclusa la partita tra White Fighters e Black Mamba, finita sul 3-1. Visto che siamo sotto Natale, qui intervista in famiglia, fratelli Noschese e fratelli Cassese. Io partirei solo perché ha fatto una doppietta da Michelone Noschese. Michele, un commento sulla partita? Anzi, partita sofferta contro una squadra... Sofferta? Hanno fatto un tiro in porta, hanno fatto un gol. Abbiamo fatto divertire, diciamo, hanno giocato e poi alla fine però... E poi li hai castigati? Abbiamo giocato. 10 parate del portiere loro. Sì, il portiere è molto bravo. Il più forte era quel ragazzo sull'ala destra che prendeva sempre il pallone, però alla fine l'ha preso e ne abbiamo fatto 3-1. Mi dispiace tanto per lui. E il portiere avversario? Il portiere avversario? No, il portiere avversario molto bravo, era molto dinamico, diciamo, il portiere. Pietro, tu... l'ala destra correva, però non pigliava mai il pallone. Ricordiamo il traversone del Cassese. Pietro, ultimo acquisto, ti sei integrato subito nella squadra, a quanto vedo? Ci conosciamo da tanto, tutti amici mio fratello, amici miei, come famiglia, insomma. Finalmente si rivede anche Noschese Junior, torna in campo, la squadra torna a vincere. Per vincere serviva la meglio di così. Su questa la chiudiamo, vi ringrazio, buoni auguri. Si è appena concluso quello che molti hanno definito il derby d'Italia, la partita tra Vamos e Atletico mica tanto. Amici nemici per oggi, siamo qui con Francesco Chianese, Antonio Romano e Capitan Di Giorgio. E io a questo punto partirei da Antonio Romano. La tua squadra ha conquistato il pareggio praticamente all'ultimo, tu sei stato autore di un bellissimo gol, dacci un tuo commento. Che dire, comunque è stata una bella partita, dal risultato finale si vince che comunque è stata una partita combattuta fino alla fine. C'è stato un bel gioco in campo, quindi sono contento della prestazione della mia squadra, anche se abbiamo avuto qualche problema nei cambi, quindi... Un ultimo arrivo improvviso di Gentile che si è aggiunto nella distinta a 5 minuti dal fischio d'inizio. Anche se infortunato, quindi... C'è tanta soddisfazione, insomma. Francesco Chianese, il primo controllo sbagliato della partita l'ha fatto a 2 minuti dal termine, sembrava veramente infermabile. Francesco, 2 punti persi e 1 punto guadagnato. Ma state attento a come ricordi. Visto come sono andate le cose, purtroppo abbiamo quasi 3 punti in tasca. È arrivato questo pareggio alla fine, rimane un po' di amaro in bocca, però sono contento comunque della prestazione di tutta la squadra, abbiamo dato il massimo fino alla fine. E come hai detto tu, appunto era un derby, quindi meglio un pareggio. Inquadriamo un attimo l'infradito di dicembre, che è proprio in tema natalizio. E comunque niente, era un derby, quindi 1 punto per 1 va bene così, dai. La stretta di mano molto significativa. A Capitan Di Giorgio chiedo, ma questo derby insomma ha rispettato le aspettative prima del fischio d'inizio? È relativo, perché nel mio cuore il derby sarà sempre e solo contro i Carlasco, c'è da dirlo. Comunque infatti sono uniti a noi. Però comunque è stata una bella partita, combattuta, secondo me il pareggio è giusto, con tutto che loro ci stavano per vincere, però era giusto se non dovevamo vincere persino noi. Però abbiamo giocato di parte. E al di sotto delle aspettative rispetto al solito, siamo stati un po' deconcentrati in alcune cose, però Antonio Romano ha fatto un gol da figurina Panini. Insomma, per chiudere, 1 punto per 1 non fa male a nessuno. Ragazzi, buon Natale, grazie per l'intervista. Si è appena conclusa la partita tra Spartachiai e Papere e va bene che siamo sotto Natale, ma questa vittoria, la prima, se la sono conquistata con i denti, con il sudore. Siamo qui con Mariano Valozzi che ha realizzato il gol vittoria, una prodezza balistica non da poco, e con Francesco Maselli, Peperino in minestra, sempre in un'intervista, sempre in mezzo. Mariano, tu eri all'esordio, questa volta sei venuto, t'hanno mandato. No, sono venuto, io giocavo con loro, sono venuto apposta contro loro. C'è stato un tradimento, esordio con gol comunque. Con loro. Poi inizia il torneo, poi loro mi hanno ricattato e poi sono tornato con loro a gennaio. Ci fa piacere. Se giochiamo un po' più rapidi, un po' più cattivi sempre. Ci sono state un paio di lamentele da parte dei Polizzi, che non c'è stato qualche dai e vai che non c'è stato. Andrea è bravo, però fa 3 stronzate e una cosa buona. E tu la cosa buona tu invece l'hai messa proprio nell'angolino dalla distanza, un bel gol. Bello, proprio ho giocato male io. Se giochiamo così da una squadra più forte abbiamo
per 3-4 palloni. In realtà il primo tempo male. No, lenti. Secondo tempo siamo cresciuti tutti quanti, penso me compreso, ho giocato molto meglio il secondo tempo che il primo. Però tutti quanti, Marco, lo stesso Andrea Polizzi è andato molto meglio, il secondo tempo è stato migliore. Ha fatto una parata bellissima. Una bella parata il portiere De Luca. Stiamo Insomma, crescendo. Stiamo crescendo, la scorsa settimana abbiamo riscoperto Picardi, questa settimana scopriamo Palozzi, a gennaio quale sarà la prossima scoperta di questo Spartachiaia? No, a gennaio vedremo poi le fasi finali di fare qualcosa di buono, la squadra è in costruzione. No, vediamo di andare avanti, più ci riusciamo. Anche perché sei l'organizzatore, quindi devi fare bella figura per forza. Vabbè, questo non è importante, l'importante è divertirsi per me, diciamo. Tanti sono andati già secchiati. Allora godetevi il pranzo di Natale, ci rivediamo a gennaio, grazie. Si è appena conclusa la partita tra SSC Unina e Banda Alcolica, hanno vinto gli Unina per 3-2, siamo qui con Capitan Castriota e Mario Carpino. Insomma, si prospettava una partita difficile, soprattutto per quella che era la classifica, e così è stato. Ferdi, un tuo commento sulla partita? È stata una partita molto combattuta, insomma, soprattutto sul piano fisico, ma il nostro trio d'attacco delle meraviglie è riuscito a sfondare anche questa volta la porta senza problemi, insomma. Che difensore, Castriota, che difensore in difesa e concreto in attacco. A Carpino invece chiedo, è stata una partita nervosa, ma colpa dell'arbitro, colpa vostra, colpa loro? Arbitro poco convinto. Avversari turbolenti. E poi mettere sempre 7 all'arbitro, non è giusto, cioè. Questo è un commento del portiere Scalzo. L'arbitro può sbagliare, questo commento si è preso 3 giornate di squalifica. Questo commento sarà utilizzato dalla commissione disciplinare. Ferdi, comunque questi Unina continuano a dimostrare un gran cuore, continuano a volare verso la classifica. Veniamo in campo soprattutto per vincere col sangue agli occhi e niente, cerchiamo di... Speriamo che questa pausa natalizia non vi spezzi questo grande ritmo che avete preso. Siamo un grande gruppo, usciamo tutte le sere insieme e veniamo sul campo apposta per un commento al volo su Magurno all'esordio. Magurno è un bomber. Fenomeno. Era l'acquisto che mancava a questa squadra. Sì, sicuramente, anche perché verso la fine della partita ci ha dato una mano soprattutto in fase difensiva e ci serve uno con la sua qualità. Quello è perfetto. Il cuore Unina oltre gli ostacoli, io vi auguro buon Natale. Grazie. Ciao. Sì. Allora siamo qui con Checco Navas, capocannoniere delle Prugnette, che hanno appena vinto 2-1 sugli Chalet. Una partita che come da pronostico sono stati aspettati, molto difficile. Checco, un commento sulla partita. È stata una partita molto dura, noi dovevamo vincere per forza, che in 6 partite avevamo 4 sconfitte, quindi siamo contenti di aver vinto, anche se gli avversari stanno insomma una serie di problemi alle nostre spalle, ma lo show deve andare avanti. Sì, quindi comunque siamo contenti della vittoria, anche se potevamo arrotondare il risultato. Una grande prestazione, una partita difficile, ma più che altro cosa è mancato nelle altre partite? Perché così pochi punti in classifica per una squadra comunque campione del torneo? Questa è una domanda che non ti so rispondere, perché anche noi ce lo chiediamo, la stessa squadra, con qualche nesso anche buono non riusciamo a esprimere lo stesso gioco di quando abbiamo vinto il torneo. E insomma i buoni propositi per l'anno nuovo quali sono? Sicuramente quello di migliorare non tecnicamente ma a livello di spirito, a livello di combattimento, perché dobbiamo essere un po' più aggressivi. Vinciamo partite 3-0 e poi le pareggiamo. Però siamo contenti questa vittoria, ce la godiamo. Vabbè, con questa vittoria come presupposto per le prossime vittorie, insomma. Vabbè, questo torneo è lungo, quindi per arrivare di nuovo al titolo bisogna vedere partita dopo partita. Bene. Per ora questa vittoria ci riporta in alto, ora speriamo di continuare così. Grazie, ti ringrazio. Si è appena conclusa la partita tra Atletico Perepere e Bei Ragazzi, 1-1, un pareggio, Presidente Avolio, secondo lei giusto? Assolutamente no, questo pareggio non ci doveva stare, abbiamo fatto una cagata in Coppa Rimessa, tenevamo Babbo Natale a porta e una serie di fatti, ci mancavano 6 giocatori titolari, voglio dire a questi qua che hanno vinto l'edizione passata, hanno vinto proprio, l'edizione passata e li aspettiamo alle fasi eliminatorie con la squadra al completo. Mario De Chiara, tu hai giocato, sei stato in campo, si prospettava una partita dura, tosta e così è stato, che ne pensi? No, è stata una partita combattuta, però magari abbiamo meritato qualcosa in più noi, anche se in attacco abbiamo deficitato un po', però abbiamo fatto la nostra partita, secondo me meritavamo di più. Voglio fare un annuncio che al sia presidente uno. Nastro, lo aspetto in finale,
e che il destino non ci faccia incontrare prima. Grazie. Questa è una sfida proprio. Sì, è proprio lancio. Grazie. Si è appena conclusa il big match di cartello del torneo Maselli di oggi, la partita tra i Cani Sciolti e la squadra torneo. Hanno insomma una bella partita vinta per 2-1. Siamo qui con Esposito, Sì. autore di un bellissimo gol, una prodezza balistica io direi, vista la distanza e la precisione. Dacci un tuo commento sulla partita. Una partita tesa, noi dovevamo vincere per forza perché così puntiamo ancora alla vetta. Noi puntiamo alla vittoria finale, questi 3 punti ci danno ancora forza e coraggio per conquistare appunto la vetta e il trofeo. Vede bene che era una partita importante soprattutto in termini di classifica, ma l'arbitraggio come l'hai trovato? Perché una partita così nervosa? Non mi è piaciuto, ha infiammato un po' gli animi della partita, poteva gestire meglio la partita e vabbè, è andata così, abbiamo vinto, va bene lo stesso. Al di là del gol comunque un Esposito che gioca a tutto campo, ora ti veniamo al centrocampo, ora al centro della difesa, ti fanno giocare un po' ovunque. Mancava Sasi, il nostro perno difensivo, mi sono adattato a difesa e cerco sempre di dare il meglio per la squadra. Un'altra grande prestazione, comunque un torneo tuo fino ad ora, più che positivo, stai facendo un bel torneo. Grazie mille. Grazie, auguri, ci vediamo a gennaio. No, vinci, bravo. Rifacciamo. Una partita delusa perché... Da partita chi è deluso? L'arbitro. Che c'ha pizzo l'arbitro? La prima partita con lo sport Chiaia al torneo Ah, non è lo sport? Perché... Beh, parliamo. Vai, cosa è successo?